E allora eccoci rientrati in studio, sono le 11:20, abbiamo ancora una ventina di minuti, ma ci sono parecchi telespettatori che vorrebbero intervenire e dire la loro su un tema che evidentemente è molto sentito. Cavallari, l'Italia è il paese delle troppe banche? Abbiamo troppe banche? No? Visto che ci chiedono di accorparle, è il caso del... Questa frase dopo ti rispondo anch'io. Certo, come no Jacopo, come no? È un paese dove c'è stata una certa frammentazione del sistema bancario per un lungo periodo. Certo che praticamente la polarizzazione, la trasformazione in capitali, in società di capitali, di istituti di credito, avrebbe dovuto teoricamente portare a un rafforzamento del sistema bancario. Quindi sotto questo aspetto sì, forse c'erano tantissime piccole banche sul territorio con grandissimi problemi al loro interno, ma il processo, l'accelerazione che si è avuta ultimamente in questi tempi per arrivare, diciamo, a quello che l'Europa auspica essere un sistema bancario più solido ha portato solamente a delle conseguenze negative. Si sarebbe dovuto, diciamo, attraversare un periodo un po' più lungo, ecco. Probabilmente, perché questa trasformazione così dirompente ha portato degli effetti paradossalmente negativi. Diciamo che sono emersi i problemi che probabilmente c'erano, certo. E quindi non sono riusciti a sistemarli prima. Questo è un processo interessante perché un mio collega in Parlamento, Alessio Villarosa, eravamo assieme a fare una serata proprio il giorno prima dell'assemblea della banca e lui rivolse questa domanda esattamente a Draghi in commissione. Allora disse: ma mi scusi Draghi, dal 92 negli Stati Uniti è iniziata progressivamente un accorpamento delle banche. Sono passati, parliamo di istituti, adesso non mi ricordo qual era una soglia comunque significativa, da 24 istituti a 4 che sono stati mano a mano mangiati dagli altri. Non è perché qua in Italia dobbiamo andare verso il modello americano che ha portato a questi risultati, perché gli ultimi 20 anni americani hanno dimostrato che fino a prima reggeva bene o male la situazione e invece dopo è saltato più volte negli Stati Uniti e continuano a ricapitalizzarsi, a inventarsi mille. La risposta di Draghi è stata lapidaria, è stata: l'Italia ha troppe banche. Ed è la stessa identica frase che è stata utilizzata da Renzi non più di 10 giorni fa. Allora il disegno, ma quindi non è che lo dico perché sono una ruspice, lo vedo dal volo, è perché è il disegno di seguire il modello americano, quindi andare a restringere il numero delle banche per diminuire la competitività ed avere una questione di monopolio sul mercato. La questione Unicredit intesa nel mercato italiano, perché di mercato si tratta, ci trattano a noi come clienti, quando in realtà sarebbe opposto il rapporto, comunque non entriamo troppo sul tecnico, è esattamente quello, cioè l'Italia deve avere 2 banche, questa è la visione della BCE. Ma è il problema per cui sentivamo dire una follia totale qualche mese fa, sentivamo dire il governatore Zaia, secondo me in un delirio alcolico perché non mi do un'altra spiegazione, quando diceva uniamo Popolare di Vicenza e Veneto Banca e facciamo la grande banca del Veneto. A casa mia se unisci 2 buchi fai un super buco, non è che fai una toppa. E infatti pensiamo al disastro che sarebbe accaduto se avessero fuso le due banche, perché sarebbe stato appunto un enorme buco con delle responsabilità completamente diffuse. Quindi è indubbio che il disegno sia questo, ma la competitività è fondamentale perché dà anche la garanzia al correntista di poter scegliere e spostarsi agilmente nel mercato. Se poi sono 4 i monopolisti per tutto il mercato europeo, dopo sei fregato, scusatemi il termine magari un po' crudo, perché o mangi la minestra o salti alla finestra, perché poi sei obbligato a tenere i soldi in banca, perché lo stipendio te lo versano là. È lì che invece bisogna dire, no, io voglio un mercato ampio per poter decidere io consumatore dove andare a mettere i miei soldi. Non dovete decidere voi. Lo stipendio comunque, lo stipendio e tutto quanto il resto, no? Siamo obbligati. Lo stipendio ho aperto la trasmissione dicendo siamo obbligati a mettere i soldi in banca e poi se li fregano. Questo concetto è fondamentale. Poi appunto, ultima roba su BPV, erano tutti veneti. Cioè non dimentichiamocelo, non è che venivano da Marte, con giustamente il fatto che sì, c'erano anche dentro i siciliani e oggi ero con Ignazio Corrao, nostro europarlamentare a Bruxelles, che mi parlavamo proprio di Popolare di Vicenza, lui mi diceva occhio perché l'operazione in Sicilia è stata fatta, lui è di Trapani, è stata fatta da Totò Cuffaro e con tanto padrino, ricordiamocelo, si è fatto anni di galera per mafia. Certo, professor Casen.
Cosa dice? No, la Banca Popolare di Vicenza aveva parecchi sportelli, se non sbaglio. L'aveva in tutta Italia, quindi non è tanto di Vicenza, ormai è diventata una banca nazionale e aveva vari interessi sparpagliati per tutta Italia. Ma questo problema che bisogna considerare che quando c'è un disastro, comunque c'è sempre qualcuno che ci guadagna. Perché non ci guadagna solo il singolo che in qualche maniera ha gestito la banca per 20 anni e si può portare a casa un po' di soldi, anzi molti, ma che la fuga dei risparmiatori da questa banca va a confluire in altre banche. Attenzione, e la Popolare di Vicenza è il sinonimo della malogestio di una banca che può ripetersi in altre banche. Quindi non è che io scappo e lo porto, sono per 1 anno, 2 anni, 3 anni sicuro di essere, perché uno mi dice guarda noi non siamo mica quelli, siamo bravi e tutto il resto, poi cosa succede? Che si ritrova niente di nuovo e deve scorrere dentro un'altra banca a mettere i soldi sperando che in qualche maniera li possa salvare. Poi sulla questione speculazioni sulle banche, cioè interessi eccetera, è una bolla speculativa che va da area ad area. C'è la bolla speculativa sull'oro che poi tutti vanno a investire nel momento in cui la bolla è cresciuta, si tira, si chiude il sacco e si lascia la gente dentro, eccetera. Così come c'è stato sul petrolio, il petrolio è arrivato a cifre folli e ci sono cascate le compagnie aeree che siccome il carburante costava moltissimo, col rischio di non riuscire a compensare il costo del biglietto e gestire tutta la compagnia, hanno comprato anticipatamente milioni di barili di carburante e quando la bolla è arrivata al massimo ed è crollata, loro hanno continuato a pagare il prezzo di allora, anche quando il petrolio era dimezzato. Oggi abbiamo visto dove è arrivato il petrolio. Certo. A quell'epoca addirittura si compravano i vecchi pozzi petroliferi. Cioè il pozzo petrolifero non è che sia svuotato e quindi non funziona più. Farlo funzionare costa troppo e quindi non mi interessa continuare a... Però perché il prezzo del petrolio è basso, se il prezzo del petrolio cresce automaticamente sono invogliato di nuovo a investire perché quel pozzo di petrolio che costa poco perché è esaurito diventa un vantaggio. Nel momento in cui lo compro il prezzo del petrolio cala, quindi ho fatto un pessimo affare, eccetera. Quindi le speculazioni non avvengono solo nei confronti del singolo cittadino, ma avvengono anche tra compagnie, eccetera. Quello che c'è la tendenza in questa globalizzazione di creare banche grosse perché questa è la guerra. Questa fa parte della cosiddetta terza guerra mondiale, che non si spara con i fucili ma si spara con i soldi. E quindi noi non abbiamo banche grosse che possono competere a livello mondiale. La banca più grossa della Cina si mangia tutte le banche americane messe insieme. Ma per quale motivo? Perché la Cina continua a stampare carta, stabilire il valore di quella carta, no? Se volete è così, se no è così lo stesso. E quindi riescono a creare un volano, perché il denaro è una, come si può dire, una chimera, è un'ipotesi il valore del denaro, non esiste il valore del denaro. E quello che ha detto Draghi giustamente, fate circolare denaro, perché se il denaro è fermo non vale più niente. No, quello che diceva l'ex presidente della Banca d'Italia, Carli, no? Guido Carli, che l'economia dell'Europa è ripartita soltanto quando è partita la prima crociata, la gente ha tirato fuori, come diceva giustamente prima, ha tirato fuori i soldi da sotto il mattone e ha cominciato a investire per armarsi e nacque l'economia di guerra. Allora, è chiaro che le banche sono necessarie, ma è chiaro anche che, attenzione, quando ci sono queste economie, poi la banca implode a sua volta, perché se non trova il cittadino che ha bisogno del denaro, che fa circolare il denaro, il cittadino che è povero, che macchina compra, che mattone compra, che cosa? Allora qui
ci vuole l'intelligenza di una BCE a capire qual è il momento di fermarsi e di riportare a una realtà umana il rapporto finanziario. In questo momento il rapporto finanziario è andato alle stelle, non ha più nessuna credibilità e nessun rapporto con la gente. Vai in una banca, non sei nessuno. La grande banca come potrà capire che il contadino di Tre Baseleghe piuttosto che di Colli Euganei, che ha 50 ettari di terra, quindi non è neanche poveretto, ha bisogno di fare determinate cose? Perché questa decisione andrà a finire a Milano, a Roma, forse a New York, no? E gli avranno la risposta in tempo reale, eccetera, avrà capito quali sono i problemi, che interessi avrà quella banca di capire se sviluppare questo territorio oppure fotterlo e venissero a comprare. Ecco, queste sono le cose. Certo. Per cui la politica deve essere fatta sul territorio, non a questi livelli, e le banche devono essere dominate da chi investe nelle banche e non essere lui investito. Certo, dopo una domanda per l'avvocata De Manincor, ma volevo far intervenire anche un telespettatore. Signor Giuseppe, buonasera, lei chiama da? Sì, buonasera, parlo da Padova. Buonasera signor Giuseppe, prego. Buonasera, niente, voglio essere breve, intanto vi ringrazio per lo spazio che mi avete dato. Prego. Io nel 2009 ho venduto una casa perché volevo comprarne una più piccola. Ho investito in azioni alla Banca Popolare di Vicenza. Dopo un paio d'anni questi non mi davano dividendi, niente, mi davano azioni sempre in regalo. A che ho chiesto di venderli queste azioni che volevo realizzare anche per comprarmi un'altra casa. Questi mi hanno detto che non si poteva vendere le azioni, bisognava aspettare che qualcuno le volesse comprare. Siamo andati avanti 2 o 3 anni, poi Zonin cominciava a mandarmi a casa lettere rassicuranti sulla BCE, sulla Banca d'Italia, che tutto era a posto, che la Banca Popolare di Vicenza andava via a gonfie vele, che non c'era nessun problema. 2014 mi sembra, 2015, dopo l'ennesima lettera di Zonin, mi arriva che da 62,50 va giù a 48. Mi arriva il Belin, per cui adesso si parla 6 euro per azione. Io avevo investito più di 100.000 euro e mi trovo con zero assoluto adesso. Io vi ho sentito parlare tutta questa sera e continuo a seguirvi, però non vedo un traguardo, non vedo un arrivo. Io stavo pensando in questo momento, ma se tutti i filistei stanno morendo perché gli hanno portato via tutti i soldi, perché non può morire anche Sansone? Vi ringrazio. Certo. Grazie signor Giuseppe. Abbiamo anche il signor Marco, che è l'ultima telefonata purtroppo per questa sera, dopo un intervento certamente. Signor Marco, buonasera, lei chiama da? Pronto? Signor Marco? Ci sente? Pronto? Pronto? Sì, buonasera signor Marco, da dove chiama? Pronto? Mi sente? Mi sente? Io la sento, lei sente noi? Io non sento niente. Abbassi la televisione, signor Marco. Se gentilmente abbassa la televisione. Sì, vedo la televisione. Devo abbassare? Sì. Vediamo se riusciamo a parlare col signor Marco. Sì. Adesso ci sente? Riesce a sentirmi? Pronto? Sì, mi sente adesso? Riesce a sentire? Sì, lo sento un po' meglio. Ecco, prego, dica pure. Però la vado un po' ad orecchio perché non so neanch'io se sono... Mi sentite? Sì, la sentiamo. Signor Marco, prego, parli pure. Insomma, io credo, io vi stavo ascoltando. Mi sembra che questa sia una sorta di programma da salotto. Dove le cose essenziali non si affrontano. Ci dica quali sono allora. Sempre il ritorno della... Credo che ci sia in Italia qualcosa di coperto, diciamo pure mafioso, che domina ogni cosa. Sono in Italia, Europa.
io ne parlo con l'uomo di cultura, che di queste cose si sta interessando da decenni. Ebbene, ovunque vi sia un centro di potere qui nel Veneto, c'è un nucleo di interessi, c'è una regia occulta che dirige ogni cosa. Benissimo. È stato chiaro, abbiamo capito qual è il suo punto interrogativo. Purtroppo abbiamo un problema di comunicazione, ma penso insomma che fosse questo il significato di quanto volesse dire il signor Marco. Ma dicevo, prima o dopo rispondiamo anche ai telespettatori. Ma con l'avvocata De Manicor, nei vari messaggi che sono arrivati questa sera, gli SMS, ce n'erano molti che facevano ancora riferimento a che cosa poter fare, a chi rivolgersi, chi è purtroppo caduto in questa trappola, chiamiamola così, questa situazione, ecco, cosa si può fare? Qui abbiamo anche le associazioni di categoria, gli avvocati, a chi si possono rivolgere, come si devono comportare innanzitutto? Allora, ovviamente poi appunto qua ci sono anche le associazioni di categoria degli avvocati, quindi come ci si può muovere? Tralasciando, diciamo così, aspettando l'esito del penale, nel frattempo si possono fare anche singoli esposti, perché voglio dire nulla toglie che ognuno può anche rivolgersi alle singole procure, quindi dire, raccontare quant'altro. Ci si può rivolgere ai legali, quindi per svolgere questa attività e questa azione, partendo, chiamiamola dalla diffida, che insomma la diffida mi sembra inutile, la conciliazione o un'azione civile per risarcimento, cercando di coinvolgere ovviamente la banca, gli amministratori della banca, molte volte anche, se capisco anche i dipendenti, ma anche alcuni funzionari della banca sicuramente, per ottenere risarcimento, in attesa degli accertamenti penali o comunque in attesa che poi ci si possa muovere anche nei confronti delle società di certificazione che sono più patrimonializzate e quant'altro, e valutando poi, ma questo sarà caso per caso, valutando anche nei confronti dell'attività di vigilanza. Quindi bisogna muoversi in questo senso qua. Quindi ci sono varie azioni, sia civili sia ovviamente penali. Che Moschini, poi c'è anche il problema magari anche dei costi, in base a quello che è l'investimento, quelle che possono essere le possibilità di recupero, anche perché ci si trova di fronte dall'altra parte probabilmente in un contenzioso. Certo, quello vale soprattutto per le azioni civili. Se il singolo azionista fa l'azione civile contro la banca e poi dovesse perdere la causa, viene poi condannato a pagare anche le spese legali, perché nel processo civile vige il principio della soccombenza, in base al quale chi perde la causa paga le spese legali dall'altra parte. Questo non c'è nel penale. Noi come Movimento Difesa del Cittadino in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana, che sono le tre regioni dove maggiormente appunto siamo attivi, e abbiamo raccolto circa 1500 azionisti che appunto assistiamo nelle controversie contro le popolari. Quello che stiamo facendo è appunto, dopo aver messo in mora le banche, stiamo appunto discutendo con le banche e stiamo naturalmente anche depositando con una certa frequenza le denunce querele in procura. Quando poi le indagini arriveranno alla fine, ci si potrà appunto costituire parte civile nei processi penali e chiedere appunto il risarcimento dei danni. Però ecco, a nostro modo di vedere sconsigliamo l'azionista dal muoversi autonomamente per tutta una serie di motivazioni che sono anche comprensibili. Il singolo azionista contro la banca conta molto poco e quindi difficilmente poi riesce ad ottenere successo. Se invece gli azionisti si muovono appunto assieme e quindi danno vita a queste azioni collettive, che non sono le class action, che in Italia contro le banche non si possono fare, ecco che le possibilità di successo in un certo senso aumentano. Non sto naturalmente dicendo che al 100% si recupereranno i soldi, però insomma ecco, scrivere delle lettere in nome e per conto di 1500 persone, ovviamente quando i destinatari della lettera leggono che la lettera è scritta in nome di 1500 persone, si fanno anche due conti, vanno a vedere queste 1500 persone quanti euro hanno in azioni, e naturalmente è diverso, perché se la banca riceve la lettera di uno che ha 6.000 euro di azioni, la cestina un secondo dopo. Se invece la banca riceve la lettera con noi scriviamo nome e cognome, codice fiscale, dato luogo di nascita di tutti gli azionisti, di 1500 persone che magari appunto hanno diverse decine di milioni di euro in azioni, ecco che l'effetto naturalmente è diverso. Certo, Morosini.
Ma la questione è quella della giustizia. Dopo adesso la faccio rispondere. La questione della giustizia. Aspetta un attimo, prego. No, è vero, ma autonomamente non è che la banca cestina una lettera o meno, perché ovviamente ci sono diffide promosse da singoli o da più di singoli, perché poi le cause civili sono ovviamente diverse, quindi si possono fare anche collettivamente, ma ognuno ha delle posizioni diverse, quindi questo è il discorso. Quindi comunque è chiaro che quello che è certo è che ci si deve muovere, insomma, questo è senz'altro. Certo. Ma io partirei da quello che ha detto il signor Giuseppe da Padova prima, un telespettatore che è intervenuto, che ha detto non vedo un traguardo. In effetti io sono molto preoccupato e credo come lui che se non c'è un'iniziativa forte a tutti i livelli in cui vi sono competenze e responsabilità per fare questo, non si arriverà a capo di nulla. Temo che fra un anno saremo qui a fare un'altra trasmissione TV7 Match a dire la Procura della Repubblica non ha ancora concluso le indagini, i 6 indagati sono diventati 12, però sono ancora i pesci piccoli, questo è il punto. Fa anche un po' sorridere la Regione che dice per voce del suo Presidente di aver stanziato 300.000 euro in favore degli azionisti. Scusa, io ho detto... Un caffè a testa sì, circa. Sono 200... €1,50. Sono 210.000, quindi vuol dire €1,50 a testa circa. Sono €1,50 per ogni azionista, piccolo azionista che sta qui, che sono cose... Bisogna stare attenti a dire ho fatto tutto quello che potevo, la Regione ha dato, e questo non solo in questo ambito. La Regione ha una responsabilità politica, quindi deve fare delle azioni politiche, non solo il dibattito conoscitivo con la Commissione, ma per esempio attivarsi perché la Procura di Vicenza non debba pietire alla Corte d'Appello un magistrato. Io in assemblea degli azionisti sabato a Vicenza ho detto che chiedano 50 magistrati perché in 6 mesi, come prevede il codice di procedura, sia conclusa sta indagine, che siano indagati perché la Procura di Vicenza, cioè il procuratore capo, diciamolo anche se siamo intelligenti, è un uomo di fine carriera, un uomo integerrimo, perché lo conosco tra l'altro da quando ha iniziato la sua attività come pretore a Campo San Piero, il dottor Cappelleri, una persona che ha una carriera straordinaria, però un uomo solo. Com'è pensabile che quest'uomo possa mettere sotto indagine con la sua modesta struttura di sostituti i vertici della Banca d'Italia o le società di certificazione? Bisogna che ci sia un'azione politica forte, collaterale, ognuno nei suoi ruoli senza confondere le posizioni, che dà sostegno a questo, innanzitutto dicendo che il Ministro metta a disposizione di questa procura in via straordinaria almeno una decina, io ho detto 50, ma almeno una decina di magistrati, di inquirenti che possa con la polizia giudiziaria attorno compiere. Come si fa a esaminare? Avranno già uno 500, 1000 querele con varie, ognuna sue peculiarità. Vuol dire, o bloccano il Tribunale di Vicenza, quindi ci vuole un'azione politica. Il paradosso è che la responsabilità è politica a mio parere, perché sia Renzi che a livello regionale, nei limiti dei rispettivi ruoli, non hanno fatto abbastanza per intervenire a tutela, per dibattere quantomeno quello che è avvenuto in sede di decreto di passaggio dalle popolari alle cooperative, dalle SPA. Cavallari, come salutiamo i telespettatori questa sera? Come Adus Beffa, se vuole aggiungere qualcosa a quello che diceva l'avvocata che assolutamente io sconsiglio nella maniera più categorica di restare fermi non si può stare. Bravo. Non si può assolutamente rimanere così alla finestra. Giustamente sottolineava che insomma la Procura della Repubblica di Vicenza è retta da un magistrato integerrimo e io aggiungo anche di alta professionalità. Però ho anch'io la vaga sensazione che i mezzi che abbia a disposizione siano veramente pochi. Io mi auguro che non accada come in passato, cioè, ovviamente non immagino neppure che si arrivi ad un'archiviazione, però ecco, attendere praticamente che la soluzione arrivi dall'alto nel vuoto della politica, perché questo è verissimo, c'è un vuoto scandaloso della politica. Uno dei pochi movimenti, io qua lo devo sottolineare, che fino adesso ha appoggiato le associazioni di consumatori è stato il Movimento 5 Stelle, punto e stop, e io qui lo dico pacificamente a voce alta. Tutti gli altri partiti si sono nascosti in una maniera che io non posso che definire vergognosa. È stata una cosa veramente uno scandalo, ecco. Quindi, ma assolutamente non restare fermi, muoversi collettivamente a scelta della singola persona
o anche individualmente, come dice l'avvocato del Manicor. Vabbè, questo poi è una scelta che spetta al singolo, ma assolutamente muoversi, perché nel vuoto più totale, perché siamo di fronte all'assenza, ed è verissimo questo, della classe politica che è pienamente responsabile di questo vuoto, nel vuoto più totale solo il cittadino che si muove può sperare di arrivare da qualche parte. Certo. Professor Greco. Io l'unica cosa vorrei dire che non bisogna passare l'idea ai telespettatori e ai cittadini che la soluzione di cui parlava anche il telespettatore prima, che l'orizzonte sia quello della piena ristoro, restituzione, eccetera, ma non lo dico per fare quello, diciamo, che dà la cattiva notizia della serata, però onestamente la cosa più utile che si può fare in questo momento che la politica dovrebbe fare è cogliere l'occasione per tappare quelli che sono i buchi del sistema. I buchi del sistema sono norme più automatiche possibili a tutela dei consumatori. Quando dicevo prima che la Banca d'Italia non fa perché si occupa di altro, è vero che la Banca d'Italia ha scritto lei stessa le norme di tutela dei consumatori, ma è questa la stortura, perché la Banca d'Italia o si occupa della stabilità del sistema o si occupa dei consumatori. Sono due cose che vanno proprio in contrasto nell'applicazione pratica. Quindi la politica deve occuparsi di evitare che a 15 anni, a 13 anni dal caso Parmalat, dopo miliardi e miliardi, adesso si aggiunge 1,4 miliardi dei risparmiatori della Popolare di Vicenza, che non sia l'ennesima tragedia sulla quale piangeremo, alla quale diremo adesso è importante, poi non si riuscirà. Perché poi quello che spesso tendono a chiedere i politici è la restituzione dei soldi a questi risparmiatori. Allora bisogna essere molto chiari su questo punto qua. Io personalmente capisco perché viene detta questa cosa qui, però la restituzione dei soldi ai risparmiatori in un paese nelle condizioni finanziarie come il nostro griderebbe un po' vendetta di quelli che quei risparmi non ce li avevano. Allora il punto fondamentale è, lo so che dico una cosa sgradevole, però questo punto va tenuto in considerazione, cioè non bisogna illudere le persone che gli restituiremo i soldi con i soldi di altri cittadini. Bisogna, se si vuole essere politici di buona volontà, rimboccarsi le maniche e fare un sistema di norme e di meccanismi efficaci di controllo che evitino che ne nasca una nuova di Popolare di Vicenza, perché non è una questione della Popolare di Vicenza. Qui abbiamo detto prima, quelli che gestivano questa banca erano veneti, cioè non erano persone che venivano dallo spazio, certo, e la gestivano per interessi privati, questo è il problema. Allora, bisogna evitare che si replichi questo meccanismo. Il sistema finanziario italiano è debole da questo punto di vista perché la politica è corrotta, non nel senso della corruzione materiale, nel senso che il finanziamento del sistema politico nella parte privata passa tramite una serie di interessi, alcuni di questi sono bancari, perché tutte le norme in materia bancaria sono sempre molto favorevoli. La class action, perché non si può fare in materia bancaria? Perché quando si è discusso della class action non si è messa la norma a favore dei consumatori, dei risparmiatori. Allora questo è il ruolo della politica per il futuro, non cercare di dire ai risparmiatori guardate vi restituiremo quello che potremo. Certo. Grazie. Professor Casem, a lei il compito. Ma io ho ripreso una decisione, quella di iniziare una serie di trasmissioni a tempi brevi, perché anche questa vicenda non ha tempi lunghi e quindi servirebbe solo a piangersi addosso e non risolvere nessun problema. Iniziare una serie di trasmissioni dove chiedo ai presenti e anche ad altri che vogliono partecipare di spiegare che cosa è questa banca, come si può recuperare il credito, questo mi interessa. Cioè dare delle risposte concrete, perché a fare queste trasmissioni solo per una forma di esibizionismo del sapere, diciamo che lascia il tempo che trova. Purtroppo spesso la televisione italiana viene utilizzata in questa maniera, a fare i modellini dove c'è stato il delitto, cose di questo genere. Poi tutto finisce in un battibecco e invece se riusciamo a dare un servizio è la cosa migliore, soprattutto spiegare, e la notizia serve anche come mezzo per stimolare la giustizia, perché la giustizia abbandonata a se stessa poi perde di efficacia. Anche i giudici hanno gli ormoni e quindi quando sono esauriti, sono stanchi, vanno a letto a dormire.
soprattutto in una cosa di questo genere che è mostruosa, perché coinvolge decine di migliaia di persone, diciamo che un'attenzione verso i loro interessi anche nell'ambito di un'economia veneta che deve svilupparsi e che viene arrestata da questi disastri bancari, è bene dare un taglio e soprattutto dare certezza ai cittadini che ci sono, che esistono, perché li ho visti quando sono venuti a parlare all'assemblea, erano persi, non sapevano cosa dire, più che lagnarsi, che giustamente lo facevano, ma non erano stati informati, non avevano idea di come potersi ribellare, non avevano un punto di riferimento a cui appoggiarsi. Quindi bisogna creare una task force che sia in grado poi di affrontare questo problema che è dei singoli, ma se non messi assieme non riescono poi a esprimere quello che effettivamente sono le loro esigenze. Grazie al professor Ermanno Casen, grazie ad Alessio Morosin, al professor Luciano Greco, a Matteo Moschini, grazie a Marta De Manincor, a Jacopo Berti e a Fulvio Cavallari. Grazie di essere stati con noi, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, a quelli che sono intervenuti, quelli che purtroppo non abbiamo potuto fare intervenire telefonicamente. Ci vediamo venerdì prossimo, TV7 Match, TV7 Triveneta. Alla prossima volta.